Corrado Calegari, Grande Nord. Salve a tutti, la cosa che posso dire era ora che finalmente ci mettessimo tutti insieme e che praticamente si capisse qual era il problema. Il problema era di fronteggiare compatti Roma. Io che esperienza politica ho avuto? Ho iniziato a fare politica quando si parlava di secessione e di indipendenza, avete capito con chi. Poi ho avuto un percorso politico, sono stato parlamentare, sono stato per 10 anni dentro il Consiglio nazionale di un movimento politico veneto e ho vissuto con esperienza alcune cose importanti che vi voglio dire. Qui ovviamente noi stiamo parlando di autogoverno, abbiamo parlato del referendum dell'autonomia. Io ho sostenuto il referendum dell'autonomia, ma ero sicurissimo che non avrebbe portato da nessuna parte, perché il problema con Roma si schei tanto perché se capiamo, c'è una parte del paese che vive con il residuo fiscale del Veneto. Voi siete mandati giù nel sud, come mai in Campania, in Calabria, in Puglia, in Sicilia non si pagano le autostrade? Chi pensate che paghi la manutenzione delle autostrade? Le paga la fiscalità generale dello Stato con i soldi delle tasse dei veneti. Ma questo dobbiamo farlo capire ai veneti, perché molti non hanno chiaro questo concetto qua. È il motivo per cui nel passato la devolution, come anche il famoso federalismo fiscale, adesso l'autonomia, è fallito, è perché questo è il motivo, loro non ci vogliono dare l'autonomia che poi è l'autonomia fiscale, perché sennò le altre cose chi le paga? I dissesti delle sanità meridionali chi le paga? I dissesti dei comuni meridionali chi li paga? Sempre noi, siamo sempre noi, Veneto Pantaeon che paga. Adesso io penso che sia ora di finirla. Grande Nord ha voluto dare l'adesione a questo progetto perché riteniamo che solo mettendoci tutti insieme si può pensare di poter fronteggiare Roma. Oggi noi siamo qui, altri sono da un'altra parte. I veneti, come è stato detto da Mezzotto, non hanno più abili, o saranno con noi o saranno con Roma. Noi abbiamo deciso di essere qua. Salve a tutti, vi ricordo una cosa, prima si è parlato dei catalani, noi come Grande Nord saremo a protestare contro il consolato della Spagna a Milano domani, tanto per essere vicini ai nostri fratelli catalani. Grazie a tutti e avanti così, perché vi vedo tanti ed è quello che ci voleva. Grazie. Grazie a